uno Stato che manda alla fame il suo popolo è uno Stato criminale, fuori, possiamo dire una brutta parola, dai C. Ne ho le palle piene di non aver possibilità, di non aver futuro. Siamo qua per protestare contro il potere mafioso dello Stato centrale. Sono loro oggi a bloccare le strade e l'Italia. Piccoli imprenditori, disoccupati, ma non solo. Con loro precari, studenti, lavoratori, madri di famiglia, iscritti ai sindacati. La rabbia da ieri sera si urla ai caselli dell'autostrada della Marca e in molti presidi sul territorio veneto. Ce l'hanno con il governo che ha distrutto il lavoro, le famiglie e la dignità degli italiani. Una battaglia nazionale che già da ieri sera ha visto i primi blocchi del traffico a Conegliano e Ponte della Priora, per poi arrivare a Silea, Resana e Cittadella. Ovunque code e blocchi, tanti giovani pronti a far sentire la propria voce e lottare per un cambiamento. Qui è in ballo il loro futuro. Sono 2 anni io che aspetto ormai questa situazione, dire il vero. Io non lavoro e quindi posso capirlo benissimo, che mi tocca andare all'estero per trovare lavoro non è proprio il massimo. Vorrei farmi una famiglia, ma purtroppo nell'Italia di adesso non posso farla perché non voglio che i miei figli abbiano un futuro come quello che ho io. Sono stufa. Questo è il giorno della fine, dicono, uniti contro lo Stato. E la protesta è solo all'inizio, già ci si attrezza per i prossimi mesi. Noi faremo qua, spero stasera o domani, un albero di Natale e anche un uovo di Pasqua. Devono andare via e non tornare mai più, soprattutto non tornare mai più. Col sistema europeo dell'euro sarà sempre peggio, perché è fatto apposta per bloccare la gente, per schiavizzare la gente. Solidale con loro il presidente della regione Luca Zaia. I temi sollevati sono temi sacrosanti, che sono quelli di un paese che non dà risposte ai nostri imprenditori e sono quelli di un'economia che non riparte a causa della cialtronaggine di molti amministratori a livello nazionale che non danno risposte, ma che sono anche quelli dell'impossibilità di sbarcare il lunario in virtù di una macchina burocratica che ci sta opprimendo.